Cari telespettatori, ben ritornati, siamo di nuovo insieme, siamo in diretta, lo ricordiamo, quindi questa volta se volete intervenire fatelo, approfittatene, chiamate oppure mandate i vostri messaggi. Qui con noi in studio abbiamo Laura Ravagnan, direttore dell'INAC del Veneto, grazie di essere qui con noi e parliamo di un'iniziativa molto interessante, molto significativa che vede coinvolti alcuni giovani per il volontariato civile in aiuto a degli anziani, ma in modo particolare sarà l'occasione per parlare dei servizi del patronato dell'INAC per i pensionati, per le persone più anziane, in modo particolare del settore agricolo. Alcuni di voi ci hanno chiamato, sapevo che non c'è molta confidenza con le mail, con lo scrivere, hanno mandato alcuni messaggi ed erano proprio persone anziane del settore agricoltura. In pensione poi giustamente, come molti di voi hanno fatto l'osservazione, non si va veramente mai, cioè il lavoro resta sempre un elemento anche di attività, di impegno costante, però quando si entra in una fase ben precisa della propria vita si è comunque pensionati e le difficoltà, soprattutto economiche, si fanno sentire, oltre a quelle legate all'età, quindi è necessario avere un certo tipo di supporto, di servizi, di aiuto, ma anche di conoscenze, di strumenti di cui ci si può avvalere e questo è fondamentale perché da soli non ci si riesce a muovere con facilità e siccome esistono enti, società, associazioni, patronati e quant'altro, ci sono, noi lo continuiamo a ripetere, basta saper attingere da quello giusto, da quello di competenza per avere più informazioni possibile e poi magari si riesce anche a risparmiare qualche cosa. Detto questo, stavolta ne parliamo a livello regionale Veneto, vediamo di capire meglio di che cosa si tratta, direttore. Allora, prima di entrare nello specifico del progetto che avete attivato, Sì. Spieghiamo che cos'è l'INAC, che cosa fa e a chi si rivolge. Certo. Allora, buongiorno a tutti. L'INAC è l'Istituto Nazionale Assistenza Cittadini, è il patronato della Confederazione Italiana Agricoltori, ha un'esperienza decennale in fatto di assistenza, di tutela e rappresentanza di tutti i cittadini, ma in particolare degli anziani, quindi dei pensionati. Perché dei pensionati? Perché è la fascia più debole della popolazione, la categoria che ha più bisogno di essere assistita. Quindi noi da una parte tutta una serie di attività, ripeto, di consulenza, di informazione ai lavoratori, ma anche un occhio di riguardo, quindi tutta una serie di attività specifiche sugli anziani e sui pensionati, grazie anche all'aiuto della nostra Associazione Nazionale Pensionati. Ecco, come siete collocati sul territorio? Che struttura avete? Sì. Cosa fate? Allora, noi siamo, c'è una sede nazionale a Roma, abbiamo la sede regionale a Venezia, a Marghera, e poi siamo strutturati nel territorio. Abbiamo 7 sedi provinciali nei capoluoghi di provincia e più di 40 tra sedi legalmente riconosciute dal Ministero del Lavoro e recapiti zonali che molto spesso coincidono con le sedi della Confederazione, ma che possono essere anche sedi specifiche del patronato. Attraverso queste sedi, con orari ben precisi e stabiliti, noi eroghiamo quei servizi che sono, ripeto, servizi di assistenza, di tutela e di rappresentanza ai cittadini. Svolgiamo pratiche previdenziali, assistenziali che riguardano l'infortunistica sul lavoro, rivolgiamo il nostro operato agli immigrati, insomma a tutta quella categoria di cittadini in difficoltà e soprattutto per i pensionati e gli anziani, dicevo, attività di consulenza e di assistenza rispetto a tutta una serie anche di informazioni che riguardano l'accesso ai servizi sociali. Accesso ai servizi sociali perché pur la Regione Veneto, essendo una regione di eccellenza in fatto di erogazione dei servizi, anche se negli ultimi anni poco è stato erogato per la verità per questo settore, purtroppo molto spesso i pensionati, gli anziani non conoscono i servizi di cui possono usufruire. Ecco, questo è un aspetto molto importante, proprio su cui è bene puntare l'attenzione. Certo. Non hanno questa conoscenza, ma perché? Perché tutti quanti noi, fin tanto che non siamo
coinvolti in un determinato ambito e allora abbiamo la possibilità o siamo costretti ad informarci, per cui manca proprio una cultura a monte. E questo è un dato fondamentale. Quando ti trovi nella necessità non hai più le capacità anche per avere tutti gli strumenti a disposizione, quindi uno incappa nella situazione, però non è che ci sia un sistema istituzionalizzato che ti abbraccia, ti avvolge e provvede a te. Succede così e questo è il tipico situazione italiana che in altri paesi non si verifica ed è drammatico. Certo. Cosa dovrebbero sapere quindi, prima sia i pensionati, però anche chi magari non è tanto anziano, prima ancora che di andare a finire in questa situazione? Certo. Noi abbiamo per esempio parlato di una cosa che molti sono rimasti colpiti, però è così, che per esempio se una donna vuole chiedere la pensione di reversibilità del marito deve farne richiesta. Sì. Molte persone abbiamo scoperto, effettivamente anch'io con l'ignoranza ero convinta che automaticamente ti succede la situazione, visto che tutto è controllato, tac, ti arriva la pensione di reversibilità. No, devi chiederla, cioè lo Stato ti chiede quando sbagli, fai un micro errore eccetera immediatamente, però quello che ti è dovuto perché devi chiederlo, se altrimenti come la pensione la devi chiedere, non è che automaticamente finisce il tuo rapporto di lavoro tutto, no, devi chiederlo. Questa è la cosa sconvolgente. E così succede a molti magari entrano nella struttura ospedaliera, hanno uno stato di inabilità eccetera, non autosufficienza, non è che c'è un provvedere automatico a questa persona, tutto va chiesto. Dove, come, che termini, cioè, non è facile. Infatti è verissimo, lei ha colto perfettamente la questione, cioè il problema è proprio delle informazioni. Allora, al di là del fatto che dal punto di vista previdenziale tutto avviene su domanda, cioè non c'è nessunissima... Questo va scritto a caratteri cubitali, tutto avviene su domanda. Nessuna prestazione viene erogata così perché l'ente ne è venuto a conoscenza, no, tutto deve essere... Se l'ente ne viene a conoscenza sta zitto, cioè si risparmia, si può risparmiare. Esatto. L'ente viene a conoscenza delle situazioni debitorie dei pensionati e lì fa prestissimo a richiedere poi i soldi indietro nel caso abbia erogato di più. Ma tornando appunto agli anziani, anche su questo proprio è importante dire che la Regione stessa non riesce a rendere efficace i propri servizi perché non riesce a dare la giusta informazione, cioè non ha i canali di informazione adeguati per raggiungere certe tipologie di cittadinanza riguardo appunto gli anziani o le famiglie degli anziani stessi o degli non autosufficienti. Noi dobbiamo considerare che in Veneto una persona su 5 ha più di 65 anni. Di queste, quindi il 20% della popolazione, oggi siamo al 21,6% della popolazione veneta è ultra 65enne. Di questi più del 10% hanno più di 75 anni, quindi persone anche con grosse difficoltà, anche per un fatto culturale, ad accedere alle informazioni che sempre più spesso viaggiano nel web e di conseguenza sono voglio dire, mirate ad una certa fascia che conosce, che sa usare i metodi e le strumentazioni informatiche. Ecco, quindi la necessità, ecco il nostro ruolo, l'importanza del nostro ruolo, quella di far veicolare tutta una serie di informazioni che riguardano i servizi erogati dalla Regione, i servizi assistenziali erogati dalla Regione, quindi dai comuni, dalle ASL, dagli enti locali, sulle problematiche che riguardano la non autosufficienza piuttosto che benefici economici ai malati di Alzheimer o alle famiglie che assistono in casa una persona anziana e magari disabile. Ecco, quindi tutte queste difficoltà noi cerchiamo nel miglior modo possibile di superarle, quindi andando incontro agli anziani e alle loro famiglie. Ecco, cosa dovrebbe fare tecnicamente una persona che si trova in difficoltà? Beh, ecco, l'invito è proprio a rivolgersi agli enti di patronato, nello specifico a rivolgersi al patronato Linac, che devo dire si avvale veramente di personale qualificato, professionalizzato, con grande esperienza e che non lascia nulla al caso. Quindi ecco, alle famiglie che si trovano in queste situazioni, perché molto spesso quando si tratta di una persona disabile, poverina, cioè, sono loro che se ne occupano purtroppo, perché tra l'altro negli ultimi 10 anni, forse di più, tutte le politiche della Regione anche giustamente sono improntate al mantenimento dell'anziano non autosufficiente in un ambiente
familiare, nell'ambiente di casa, però ci troviamo poi dall'altra parte a fare i conti con una realtà familiare che è quella del marito che lavora, della donna che lavora, dei figli che vanno a scuola, per cui c'è anche la difficoltà oggettiva di star dietro, no, a queste persone. Ecco, quindi alle famiglie un invito a rivolgersi presso i nostri uffici, e quindi una volta che abbiamo fatto un po' il resoconto della situazione, cercare di trovare la soluzione migliore, l'indirizzo migliore per dare quantomeno del sollievo o trovare la giusta misura per queste famiglie, per queste persone. Ecco, a questo proposito si innesta un progetto che avete attivato. Sì, ma infatti il nostro progetto che si chiama proprio Voce Amica Anziani Soli in Veneto, e vuole essere un'ulteriore implementazione ai servizi che dà il patronato, ma anche la Confederazione stessa agli anziani, alle persone in difficoltà, proprio con l'aiuto dei volontari del servizio civile. Quindi ecco, il progetto si propone di soffermarsi su alcune attività che sono quelle di intanto di analisi dei bisogni, cioè si parte già da una buona base, nel senso che i nostri operatori nel territorio hanno contatto quotidiano con le problematiche, per cui i bisogni vengono rilevati costantemente. Ecco, partendo da questa analisi dei bisogni, quindi implementare quello che serve maggiormente, e quindi con l'aiuto di questi ragazzi, con la loro collaborazione, riuscire ad ampliare i servizi e a raggiungere più famiglie e più anziani possibile. Quindi che età sono coinvolti? Avete già il numero di persone richieste? Che tipo cioè, come è strutturata la cosa? Sì, allora nel servizio noi abbiamo già 4 ragazzi che inizieranno a maggio, ma già 2 dall'anno scorso con lo stesso progetto per il servizio civile regionale. Questi sono ragazzi che vanno dai 18 ai 28 anni. E devo dire che il target è piuttosto alto, perché sono quasi tutti ragazzi laureati, neolaureati che si presentano, quindi questo la dice lunga anche sulle opportunità che questi ragazzi hanno. Laureati in genere in che ambito? Sono generalmente laureati in o psicologia, sociologia o scienza della formazione. Ah, quindi attinenti. Sono anche. molto attinenti, molto spesso hanno fatto master proprio sulla psicologia. Per esempio 2 ragazzi che sono laureati in psicologia hanno fatto un master specifico sulla psicologia degli anziani. Molto spesso hanno già esperienze presso case di riposo piuttosto che in istituti dove appunto c'è una forte presenza di anziani, hanno già lavorato con loro. Sono ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco, di fare anche un'esperienza di vita, quindi per accrescere anche la loro, come dire, formazione culturale e sociale in questo ambito, e quindi si mettono in gioco e fanno un anno intero di volontariato presso di noi. Ecco, c'è una remunerazione? Sì. Ecco, dicevo, si mettono in gioco presso di noi, magari anche con la speranza poi di essere assunti, perché certo, no? Sì, voglio dire, questa è un'ulteriore possibilità che loro possono avere. Sono remunerati, nel caso del servizio civile regionale, dalla Regione Veneto, con 433 euro mensili per 30 ore settimanali. Sono remunerati direttamente dalla Regione, con fondi stanziati dalla Regione, o sono stanziati con fondi proprio del servizio civile nazionale. Direttamente. Ecco, che tipo di aiuto poi andranno a dare sostanzialmente alle famiglie? Quindi e poi per capire di che cosa hanno bisogno le famiglie? Sì, allora, per quanto riguarda il progetto, ecco, il principe degli obiettivi del nostro progetto è quello di creare all'interno dei nostri uffici una corsia preferenziale per queste persone, quindi persone, dicevamo, in difficoltà con bisogno di aiuto. Corsia preferenziale che si traduce in un sportello anziani, cosiddetto sportello anziani. Qui, oltre ai collaboratori del servizio civile, troveranno anche collaboratori dell'associazione pensionati, per cui diciamo che il pensionato, la famiglia, l'anziano in difficoltà è accolto a braccia aperte per esaudire tutte le sue richieste, tutte le sue necessità.
Ecco, questi ragazzi non faranno altro che accompagnare la persona anziana verso i nostri servizi, quindi accompagnandoli all'operatore esperto e, perché no, magari una volta che hanno capito e hanno imparato determinate cose, determinate nozioni, magari anche riuscire a far fare meno tempo di coda rispetto agli altri, perché i nostri uffici sono sempre molto pieni, molto frequentati. Ah, sono uffici frequentati? Sono uffici molto molto frequentati, infatti i nostri operatori hanno un bel da fare, insomma la gente aspetta addirittura prima dell'apertura, aspetta fuori dalla porta che si aprano gli uffici. Quali sono le richieste, ma proprio per capire anche chi magari può mettersi nella situazione delle richieste prevalenti, facciamo degli esempi concreti? Sì, per il pensionato, il non pensionato che si sta approcciando alla pensione, sicuramente notizie sulla sua posizione contributiva e quindi poi la domanda di pensione o comunque assistenza nel caso di infortuni sul lavoro e perché quant'altro. Anche voi siete competenti per gli infortuni sul lavoro? Certo, certo, noi abbiamo rapporti costanti con gli istituti INPS per quanto riguarda il sistema previdenziale e l'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Sono sempre abbastanza numerosi gli infortuni oppure sono diminuiti? Guardi, per fortuna sono diminuiti complessivamente. In agricoltura sono diminuiti, ma quando succedono sono molto gravi, perché succedono quasi sempre con le macchine agricole, per cui in linea di massima si tratta di infortuni mortali. Sono leggermente diminuiti, ma si tratta di infortuni mortali quando succedono. Su questo fronte noi stiamo affrontando ad esempio tutto un ulteriore progetto che ci vede impegnati in una campagna specifica sulle malattie professionali e sugli aggravamenti. Molto spesso una persona si fa male, riceve dall'INAIL un indennizzo, quindi una certa percentuale di inabilità. Questa percentuale poi nel tempo si traduce in una percentuale più alta, che però il cittadino, il lavoratore non riesce ad avere perché non conosce, non sa che può chiedere degli aggravamenti all'INAIL. Deve chiedere. Deve chiedere, anche in questo caso deve chiedere. Quindi viene da noi quasi sempre gli facciamo fare una visita dal nostro medico legale. Il nostro medico legale che conosce molto bene, cioè sono medici proprio che conoscono benissimo tutta la materia infortunistica, e dà il consiglio sul da farsi ed eventualmente poi attraverso i nostri uffici si chiedono degli aggravamenti. Stesso vale per la malattia professionale che molto spesso, nel caso specifico, l'agricoltore non sa di avere, ovvero comincia ad accusare determinati problemi ma non sa ricondurre questi problemi all'attività lavorativa. Problemi tipo? Problemi, ma che ne so, nel caso dei nostri agricoltori, se hanno il frutteto, problemi alle cuffie dell'articolazione alla spalla, se è un orticoltore, il fatto di piantare le piantine sul terreno, quindi inginocchiandosi, con l'andare del tempo problemi di forte artrosi al ginocchio. Esatto, questi problemi quando diceva perché l'ho fatto, cioè, invece cosa potrebbero portare? Potrebbero portare al riconoscimento di una malattia professionale, quindi ad un indennizzo economico da parte di INAIL, non è mica poco. Infatti, per gli agricoltori, per i dipendenti del settore agricoltura, questo? Per i dipendenti, ma anche per i titolari d'azienda. Anche per i titolari d'azienda, certo, forse questo sì. non è proprio conosciuto come elemento. Guardi, è molto poco conosciuto, molto poco conosciuto in agricoltura per patologie che possiamo definire moderne, tra virgolette, perché fanno riferimento a tutte quelle patologie riferite alla pelle, per cui allergie per l'uso di fitofarmaci, per l'uso di prodotti chimici. Purtroppo, nonostante siano obbligatorie le strumentazioni antinfortunistiche, molto spesso non vengono usate, tipo i guanti di protezione. Insomma, ormai si sa che il veicolo più grande è la pelle, no, del prodotto chimico, piuttosto che le vie aeree. Purtroppo molto spesso non si usano i guanti e questo si traduce poi in allergie, esemi e malattie croniche alla pelle che non si risolvono neppure più con i farmaci, e quindi in questo caso si potrebbe aver diritto a una malattia professionale.
Ecco, vedi, questo risulta Sì, molto importante. sì, sì. Allora, andiamo Ecco. in pubblicità, pochi secondi, poi continuiamo, no? Perché Sì. è interessante continuare Certo. anche questi aspetti. Pochi secondi di pubblicità, tra poco.